Adesso l'amico Giovanni Mattariano. Una poesia dedicata al lavoro che non c'è in sostanza. Quindi l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle norme e nei limiti della Costituzione. Articolo 1, il travaglio. Tempo ne come la pesce, pure il travaglio sul che non ne fece. Sul travaglio è così raro, è come circa la puglia in un pagliaccio. Senza travaglio non si può campare, perché dentro a moglie hanno a mangiare. Se fai piatoso e comincia a domandare, ma il travaglio non si fa trovare. Quando c'è qualche travaglio per la caviglia per poter campare la famiglia, cominciano a chiudere negozi e potere, IVA, tasse e pisso sono vero camorrea. E sul travaglio ci sono dato tutta la colpa alla Stato. Politici e Stato sono traditori, i politici pesanti sono esclusi. Quindi i politici e Stato sono traditori, pensano di fottere tutte le ore. Se ne fottere pure la Costituzione e portare un popolo alla respirazione. L'articolo 1, un mese nagnone, picchiare un popolo per pecorone. Mentre un popolo, poveretto, la setta salicca, e vanno non mangiare e non ripetare ricca. Noi intendiamo come un coitario, senza denaro e senza travaglio nella sala. Senatore, onorevole e sua eccellenza, ne fanno sondare per tutta creanza. E temperavano a chiesa, stiamo tornando, pure alle pette, alle barre ne vanno lavando. O peserianto, lo chiamiamo sua maestà, e insieme alla ricca si aspettano l'eredità. Ora camminano chi macchianona, sono peggio di 40 ragioni. Ne fanno campare come pezzente, se mille onorevole senatore e peseriante. Per ascoltare pure lo signore, ma l'amici e parenti ci fanno i favori. Gente di potere, una cosa avete a dire. Pure voi che avete le famiglie. Quando vi le mie figlie è un saccio di centrale, ritornatemi la dignità e fatemi travagliare. Ora leggo diciamo, la mia situazione di quando ero piccolo, ma sono rimesso con le cose sempre così. Allora, io a scuola non ne volevo. Era piccolino e senza pensiero, io avevo giocato la mattina alla sera, però pensavo di fare un ingegnere. Mia madre perché non so andare via. Suo figlio ha lettorato mi ha diventato. Ma nel Manuzza, a scuola mi accompagnava, dopo mezz'ora mi trovavo alla lavagna. Scaccioletto mi sentiva e di storia non ne voleva. Ma io ho questo e con il chicchietto sperriato, in cui dava un mio compagno del banco rollato. Era solamente bravo a fare un copiato. Né cogliere e manco cogliere faceva. L'aritmetica come a me non ce n'è e ci rispondeva che uno più uno fa tre. La geografia sapeva a memoria, la Napoleone che le batte tutta la storia. Passava le ore da terra alla lavagna, la maestra pensando a cosa si insegna. Mi pareva un momento che la campanella suonava e chi per un dopo io scappava. A casa tornava felice e contento, ma l'ignoranza mi era un po' attento. Mia pace, un lampo reggiano ci prende da testa, un messaggio sempre e ci finisce la festa. Domascio mi porta per mezza giornata e mia pace ha creato una bella pensata. Scegliere mi fare, io pensavo, ma c'è quello e c'è cadessato. Giovanni, sei sempre divertente e simpatico. Divertentissimo Giovanni, ne ha tante divertenti, una è più bella dell'altra. Grazie per questo privilegio che mi avete fatto. Grazie a voi. Però adesso è un poeta. Nonostante è molto bravo pure con le poesie, tu è un poeta. Giovanni ci dice bene.